Musical Live è una figata perché in questa aridità che abbiamo in Italia di proposte è uno spiraglio, una piccola grande cosa che secondo me non le solite aziende ma anche una regione dovrebbero fare, e quindi anche una cosa intelligente dopo tutta sta manfrina di anni e anni dove non succede niente in sto paese. È una piccola grande cosa. Allora, ciao ragazzi, io sono Ringo e io sono Giulia. Noi arriviamo da Milano, da Virgin Radio. Abbiamo pensato insieme al Friuli Venezia Giulia di fare questo tour nelle piazze italiane. Il vincitore avrà l'opportunità di aprire il concerto dei Deep Purple il prossimo 24 luglio a Maiano, provincia di Udine. Ma perché il concorso del Friuli Venezia Giulia in Toscana? Perché è itinerante, ci sono già state delle tappe anche a Padova, a Bologna, ci saranno le tappe anche di Torino e ci sarà la mega finale il 18 maggio a Milano. Ma attenzione, perché chi prenota in internet un albergo in Friuli Venezia Giulia, cosa c'ha di bello dentro l'albergo? Il biglietto gratis per qualunque concerto vuole, anche quelli sold out. Pronto, Friuli Venezia Giulia, sì, buongiorno. Un'informazione, un albergo per me e Giovanni Di Pilo, due camere. No, non una camera insieme. No, due. Una camera con 2 letti. Il Musical Live Tour, questa bellissima collaborazione tra il mondo di Virgin Radio e la regione Friuli Venezia Giulia, che quest'anno regala tantissimi concerti, ma soprattutto regala la possibilità di aprire il concerto dei Deep Purple. Guarda, io sono molto contento perché mi sono divertito molto, le band erano tutte valide per motivi molto diversi l'una dall'altra, ma guarda, secondo me è una cosa molto importante per le band in generale, è ascoltare tantissima musica. Divertitevi, andate in Friuli, c'è della buona musica. Mai conosciuta una regione come il Friuli Venezia Giulia che sponsorizza il rock per la sua gente ma anche per tutti gli ospiti, perché comunque chi va in Friuli Venezia Giulia d'estate e prenota per i weekend riceve in omaggio anche i biglietti dei concerti più importanti che ci sono durante quel periodo. Il Panico, eccoli qua! Con grande onore loro apriranno il tour italiano dei Deep Purple. E noi ce la mettiamo tutta, questo è poco sicuro. Batterista? Sì, il sangue ce lo metteremo tutto e il resto verrà da sé. No, io dico solo cose facili, semplici e che figata. Ringrazio tutte le città che ci hanno ospitato, Bologna, Torino, Firenze, Milano, Padova, tutte le band che hanno suonato. Vi aspettiamo a tutti i concerti che ci sono in Friuli Venezia Giulia, perché ricordo prossimamente ci saranno i Green Day, i Kiss, i Rammstein, insomma, fino ad arrivare all'apoteosi appunto dei Deep Purple. Bravi a loro! Venezia Giulia si è dato veramente da fare dal punto di vista della musica dal vivo e il Musical Live ne è una prova concreta. C'è la possibilità di prenotare un albergo e avere un biglietto gratis per un concerto incredibile di quest'estate. E allora amici vi saluto così, mandi a Duchy for Lance.